umanesimo rinnovato nel mondo delle notizie. Nella festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, riflessione sul messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali. Festa di Nostra Signora dell'Olivo a Bacezza. È Gesù la luce che vince le tenebre, ha sottolineato il Vescovo, che ha celebrato l'Eucarestia al santuario sottolineando lo stretto legame tra Maria e il Figlio. E nella parrocchia di Bacezza la fede rivive nella tradizione con la festa di San Biagio che segue quella di Nostra Signora dell'Olivo. La liturgia, curata con attenzione, è stata trasmessa in diretta su Telepace. Nella giornata della vita consacrata, nella cappella maggiore del seminario la benedizione delle candele. Al termine della messa in cattedrale sono stati festeggiati gli anniversari di consacrazione. Un invito a testimoniare la bellezza della vita è quello scaturito dalla veglia celebrata a Carasco dal Movimento per la Vita e dai CAV, al termine della preghiera la benedizione delle mamme. Una formazione in 3 tappe per i catechisti. Si è svolto a Chiavari il primo incontro con Don Giuliano Zanchi. Il cammino prosegue con i laboratori. Benvenuti a Noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana dedichiamo un'ampia fetta della nostra trasmissione alla festa per il patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, che è stata organizzata dall'Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Chiavari assieme all'Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Genova e della diocesi della Spezia, con il contributo fondamentale dell'UCSI, Unione Cattolica della Stampa Italiana, recentemente ricostituita in Liguria. La festa si è svolta a Chiavari, nei locali del seminario vescovile, dapprima con la Santa Messa nella cappella maggiore del seminario presieduta dal vescovo Alberto Tanasini, che è il responsabile per la conferenza episcopale ligure proprio delle comunicazioni sociali. Successivamente c'è stato un incontro sul tema del messaggio di Papa Francesco per la 53esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che ha posto l'accento sulla necessità di una nuova umanizzazione della rete, dalle community alle comunità. Questo è il titolo del messaggio. L'incontro è stato tenuto da Marcello Zinola, che è il responsabile della formazione per l'Ordine dei giornalisti della Liguria, e da Don Paolo Padrini, che si occupa dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Tortona. È seguita, come da tradizione, la premiazione di alcuni giornalisti che si siano particolarmente distinti nel loro lavoro. Per quanto riguarda Genova, Andrea Ferro, già cronista del Corriere Mercantile, cronista di Radio 24, e per quanto riguarda la nostra diocesi, il nostro territorio del Tigullio, il premio è andato a Radio Aldebaran, che proprio quest'anno, nel 2019, compie i suoi primi 40 anni di vita. Il premio è stato ritirato dal direttore Salvo Agosta. Su tutto questo il nostro servizio. Dalle community alla comunità, riflessione ad ampio respiro per i giornalisti di Genova e del Tigullio in occasione della festa del patrono San Francesco di Sales. Quanto è attuale il richiamo di Papa Francesco? La scelta di questo argomento è quotidiana, è attualissima e credo valga per tutti come interesse e forma di sensibilizzazione, a prescindere da quelle che sono le convinzioni personali, che uno sia credente o non sia credente, perché credo che il tema centrale sia fondamentalmente quello del rispetto della persona, della verità, della ricerca della verità sulle notizie. Poi un giornalista alle volte ci arriva, alle volte no, ma con la buona fede e l'onestà intellettuale questo può essere fatto, perché se non c'è, diciamo, la fondatezza della notizia e su quella poi costruire eventualmente delle legittime opinioni, non ci può essere un'informazione corretta. E lo stesso Papa Francesco, che ha rivoluzionato il metodo di comunicare, sia nelle forme sia nell'approccio che ha anche con i giornalisti. La testimonianza sono i suoi contatti in aereo quando è di ritorno dai viaggi, dai pastorali internazionali, che spesso coglie in contropiede gli stessi giornalisti perché non sono cose preparate. Luca Zennaro, il fotogiornalista collega dell'Ansa di Genova, che segue spesso il Papa nei suoi viaggi internazionali, ha raccontato e confermato proprio questo, che talvolta sono stati presi in contropiede proprio dalle sue iniziative. È possibile oggi ricostruire, al di là dei meccanismi dell'informazione, sempre più veloci, sempre più anche che triturano un po' l'aspetto umano, ma è possibile riqualificarsi umanamente oltre che professionalmente, che poi è quello che in sostanza dice il Papa nella conclusione del messaggio? È possibile, dovrebbe essere possibile,
È piuttosto difficile per la crisi che vive in generale il mondo del lavoro e nello specifico quello dell'editoria, che mette in grande difficoltà i rapporti tra le persone, tra i colleghi stessi, per le forme di precariato sempre più diffuse che ci sono, le minori garanzie, la rincorsa criticabile sindacalmente, umanamente comprensibile, che c'è a un lavoro magari anche sottopagato. Facciamo il paragone giustamente alla denuncia sui raccoglitori di pomodori sfruttati nelle campagne. Il prezzo applicato spesso al lavoro dei giornalisti è lo stesso, con la differenza che chi raccoglie dei pomodori in un campo non ha il benché minimo diritto e tutela, no? Umana, sindacale, quello che vogliamo. Un giornalista comunque, per quanto in queste condizioni di difficoltà, ha qualche strumento in più per difendersi. È un problema grosso questo, perché mette a repentaglio, in discussione, la solidarietà tra le persone e di conseguenza anche in parte la qualità dell'informazione, perché una persona è costretta a fare più cose lungo la giornata per, diciamo, campare in maniera quasi decente, e la qualità proprio stessa della verifica delle fonti e delle informazioni è sempre più bassa. Dalle community alle comunità, tema quanto mai attuale sollevato da Papa Francesco, che propone una riqualificazione umana prima ancora che professionale. In che modo attuarla oggi? Attraverso una custodia delle relazioni. La comunità si costituisce attraverso la relazione, e nella relazione avviene la creazione della comunità umana, alla quale il cristiano può dare un contributo forte, perché fonda la relazione su un dono che è il dono dell'amore di Dio, che crea la relazione, che fa la relazione. Quindi il compito è quello al quale il Papa ci invita nella lettera, che è molto avanti, è molto, molto bella, vale la pena di essere condivisa davvero, è quello di custodire la relazione nelle comunità, nella rete, fuori dalla rete, ma soprattutto, e questa è la cosa importante, nella rete, non fuori dalla rete. Partendo dal fuori della rete si può andare ad agire anche nella rete in una maniera che sia davvero umanamente condivisibile? Sì, o meglio, tenendo insieme il fuori e il dentro, perché l'importante, l'errore più grave sarebbe quello di estraniarsi dalla vita reale, e questo lo dice il Papa nel messaggio, lo si fa chiudendosi nella rete, cioè la rete che diventa, è bella questa metafora, che diventa una maglia che imbriglia e non una rete che unisce ed è aperta. La rete è aperta, se no non è una rete come quella dei pescatori, ma diventa un telone, e un telo fa solo resistenza, blocca la nave, no? Invece la nave della vita, la nave della Chiesa, riesce a fare il suo lavoro se getta non teloni di plastica, ma getta reti che hanno la possibilità di liberare l'uomo, diventano liberanti e non bloccanti o estranianti. Un riconoscimento ad una professione svolta sempre con correttezza. Questa è la motivazione del premio consegnato ad Andrea Ferro nel giorno della ricorrenza di San Francesco di Sales. Con quale emozione ha ricevuto questo premio? Indubbiamente con tanta emozione, perché non mi è abituale trovarmi in situazioni di questo genere. Poi dire ad un giornalista che è sempre stato molto corretto indubbiamente è un complimento un po' impegnativo. Non so se sono sempre stato corretto, francamente talvolta le circostanze della cronaca hanno fatto perdere lucidità rispetto magari ai temi che venivano trattati, a volte magari non sempre poi ti sei accorto di aver agito in maniera corretta. Di certo hai sempre cercato di privilegiare l'aspetto umano delle storie. Questo sì, questo è un obbligo morale, oltre che deontologico, da parte di chi fa questo mestiere, che purtroppo talvolta si perde perché i tempi di produzione delle notizie, la diffusione, si consuma tutto molto troppo velocemente. Questo fa perdere lucidità rispetto appunto al senso di quello che viene detto e al coinvolgimento delle persone in quello che viene raccontato. Però io ritengo che il futuro del giornalismo, per quanto stia la professione attraversando un momento estremamente delicato, minacciato da vari fronti e su vari fronti, è ancora vivo, perché il senso di questo mestiere, di un mestiere
che significa raccontare la vita degli altri, stare in mezzo agli altri, resisterà sempre. Si tratterà da parte nostra di tenere accesa questa fiammella di verità, al di là della virtualità della rete, al di là di tutte le tentazioni che porteranno un po' fuori strada questa missione, ma che in realtà io sono convinto con l'impegno di tutti riusciremo a tenere sempre la barra dritta e a garantire anche un futuro per chi si avvicinerà a questo mestiere. Mi piace pensare che dopo tanti anni in cui si parla di un mondo virtuale, di un mondo sganciato dalla realtà, in realtà stia crescendo una istanza di verità e che quindi il pendolo del tempo si stia spostando sempre, anche se in maniera magari ancora impercettibile, verso il reale, quindi si tornerà ad un giornalismo di fatti, di persone, a giornalisti in mezzo al territorio e non più solo attaccati allo schermo di un PC. Come si fa ad essere umani, si è parlato di essere umani nel dare notizie oggi, facendo il cronista di nera? Indubbiamente è potremmo dire, un impegno, una responsabilità che si rinnova storia dopo storia. Certamente il cinismo professionale deve avere la sua parte, perché se io di fronte a un fatto grave, magari c'è un lutto, c'è una situazione drammatica da raccontare, io dovessi vivere questa realtà alla stessa maniera del vicino di casa, della persona coinvolta o di un parente, chiaramente non sarei in grado di raccontarla con la lucidità. E si tratta di trovare una forma entro la quale il mio compito di racconto e quindi di sviluppo di questa storia non vada addosso alle persone, ma in qualche modo accompagni le persone all'interno di questa storia. Diceva recentemente padre Spadaro, che è il direttore di Civiltà Cattolica, il cronista deve toccare le ferite della cronaca, e toccare le ferite della cronaca significa inevitabilmente talvolta anche rischiare di fare un po' male a qualcuno. Dipende chiaramente da quale base si parte e soprattutto quando a un certo punto si riesce a capire fin dove è lecito raccontare senza dimenticare nulla, senza autocensurarsi, quando invece vale la pena forse di fare un passo indietro, capire che un particolare in più può ferire, aggiungere dolore a dolore a una persona che già sta attraversando un momento difficile. Bene, se io riesco a trovare questa forma di equilibrio, io penso che anche le persone coinvolte, e lo hanno dimostrato nel corso del tempo, nel corso della mia modesta carriera, riconoscano questo sforzo, questa capacità di aver svolto comunque una funzione sociale nel rispetto dei principi di fondo, nel rispetto, potremmo dire, al di là di qualsiasi considerazione deontologica, nel rispetto del buon senso e del rispetto degli altri, appunto. Radio Aldebaran compie 40 anni, un riconoscimento a questa attività. Gli ultimi dati d'ascolto dicono che la radio continua a crescere rispetto agli altri media che sono in perdita, quindi vuol dire che 40 anni fa ci avete visto lungo. Sì, ci abbiamo visto bene, speriamo di continuare a vederci bene. La radio penso che sia la famosa compagna di sempre, no? Ora il Vescovo durante questo incontro di oggi parlava di non farsi catturare troppo dalla tecnologia, però tecnologicamente parlando secondo me la radio è il mezzo che si avvicina più all'umanità, no? Ascoltare la radio è un'azione che dicono le indagini 35-40 milioni di italiani fanno ogni mattina, e quindi vuol dire che c'è proprio una relazione fortissima tra l'uomo e la radio. Cosa è cambiato in questi 40 anni? Io ti faccio l'esempio, il nostro primo studio era un giradischi, 2 giradischi, Lenco, e una piastra cassette dell'Iva. E quindi era un modo di fare radio molto particolare, cioè lo speaker doveva prendere il disco, doveva mettere la cassetta, rispondere al telefono, pensare ai contenuti. Diciamo che c'è stata una facilitazione, anche se questa facilitazione ha portato meno fascino, cioè ora lo speaker ha davanti una scaletta, il suo computer, tutte le canzoni nel computer le può prendere al volo, la pubblicità va già nella scaletta, quindi lo speaker può dedicarsi più ai contenuti. Tra i 2 periodi non saprei quale scegliere attualmente, ogni tanto mi piace ancora muovere la levetta del giradischi. La radio è una passione, però per tanti giovani, ora non più giovani, è stata una professione. A Radio Aldebaran hanno iniziato tantissimi giovani giornalisti. Sì, molti giornalisti sono passati da noi, molti speaker, molti hanno fatto carriera, sono andati in strutture più importanti, e di questo sono felicissimo. Veramente ogni volta che qualcuno dei ragazzi è andato via da noi, chiaro mi è dispiaciuto perché abbiamo perso delle professionalità, ma però vederli realizzati, strutturati, consci di aver trovato la loro strada, veramente per noi è sempre stato uno dei grandi obiettivi. E cosa farete per questo 40° compleanno? Stiamo valutando un sacco di opzioni, io penso faremo una festa per tutti i nostri ascoltatori, penso una festa dal vivo in estate, poi durante il Festival della Parola ci sarà qualche sorpresa, qualche iniziativa con i commercianti.
un'altra che non so se svelarvi, però possiamo dirla, stiamo tentando di fare un libro in cui ogni speaker, regista, conduttore che è passato dalla radio lasci un suo pensiero, inframmezzandolo con le foto dei momenti più salienti di tutta questa grande storia. La festa del patrono San Francesco di Sales è stata celebrata assieme dai giornalisti del Luxi del Tigullio e di Genova e di La Spezia, un segno di unità in un cammino che sta ripartendo. Sì, credo che sia stato un piccolo tassello, insomma, di un cammino che deve riprendere, perché Luxi è ripartita più o meno 1 anno e mezzo fa con un po' di fatica, però adesso cerchiamo di rimetterci un po' in carreggiata e sicuramente c'è bisogno dell'aiuto di tutti e la comunione, la condivisione quindi tra le diocesi è fondamentale. Credo che oggi sia stato un bel momento perché ci sono state più diocesi insieme e quindi speriamo che sia anche l'occasione un po' per conoscerla e per iniziare questo nuovo percorso che vuole essere soprattutto un percorso di formazione, perché Luxi può essere anche uno strumento per organizzare incontri di questo tipo che siano veramente tesi a parlare di giornalismo, dei temi legati all'etica anche nel giornalismo, alla responsabilità, e oggi ne abbiamo sentito parlare parecchio. Ecco. Umanizzazione delle notizie, in un contesto come quello di oggi dunque anche la responsabilità di un'associazione come Luxi può essere davvero importante, perché oggi si è parlato proprio di questo. Sì, anche a livello nazionale, Luxi Nazionale che quest'anno tra l'altro celebra i 60 anni, quindi speriamo di poter organizzare qualcosa proprio per questo compleanno, chiama molto alla riflessione, quindi anche a livello nazionale arrivano degli stimoli per cercare di organizzare appunto dei momenti o comunque delle occasioni di riflessione, perché ce n'è molto bisogno. Credo che sia un po' sotto gli occhi di tutti nel nostro mestiere, ma un po' in generale nell'ambito educativo anche, no? Che poi fa parte del tessuto di qualsiasi mestiere, però nel giornalismo in particolare. Ecco. Ora con le nostre immagini e le interviste andiamo sempre a Chiavari, ma andiamo nella parrocchia di Bacezza ed in particolare al santuario di Nostra Signora dell'Olivo, dove si è svolta la duplice festa della comunità. Il 2 di febbraio infatti si celebra la festa di Nostra Signora dell'Olivo. La Santa Messa è stata presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini. Il giorno successivo cade la memoria liturgica di San Biagio e la parrocchia celebra sempre con grande devozione questa ricorrenza, in particolare con alcuni gesti tradizionali come quello della benedizione della gola e quello della benedizione del grano. In questa occasione la Santa Messa, curata nei suoi minimi dettagli dal punto di vista liturgico e della preparazione, è stata trasmessa in diretta su Telepace. Vediamo. Se noi davvero ci affidiamo alla sua parola, se noi ci affidiamo al suo amore, se noi guardiamo a lui, siamo nella luce. È Gesù la luce che vince le tenebre ed è Maria, sua madre, che offre questa luce e se stessa al mondo in un legame indissolubile. È la festa della presentazione di Gesù al Tempio, la sua prima manifestazione al mondo, la festa della luce, tradizionalmente chiamata la Candelora, ad accompagnare la solennità di Nostra Signora dell'Olivo nella parrocchia di Bacezza a Chiavari. A presiedere la celebrazione eucaristica al santuario il vescovo, che ha richiamato il profondo legame che esiste tra Maria e il suo figlio, il quale è luce che illumina le tenebre e a cui ciascun credente si deve affidare per vincere le difficoltà, le paure e per vivere una vita piena. Una vita che ha senso, una vita che si riempie di amore, si riempie di speranza, di quella carità che ci consente di guardare i fratelli non come nemici o come avversari, ma come coloro che ci sono stati dati come compagni di viaggio. Ad aprire la Santa Messa, celebrata nella cripta del santuario, sotto l'icona di Nostra Signora dell'Olivo, l'accensione e la benedizione delle candele. Un richiamo di Monsignor Tanasini è andato anche alla festa della vita consacrata, che si celebra sempre oggi. E poi lo sguardo è tornato su Maria, che portando Gesù al Tempio incontra il vecchio Simeone e la profetessa Anna, che riconoscono in suo figlio il Messia tanto atteso. La profezia diventa un sigillo sulla stretto rapporto tra Maria e Gesù. Tu ne segui il destino, tu partecipi del suo destino, tu Maria. Non puoi essere staccata da lui. Tu devi prendere in mano la tua vita per offrirla con lui. Tu parteciperai della sua opera di salvezza.
come la prima dei credenti, come la madre dei credenti. La parrocchia di Bacezza ha celebrato la festa di San Biagio, contitolare assieme a Maria. Dopo la festa di Nostra Signora dell'Olivo, celebrata il 2 febbraio, la comunità si è radunata al santuario sulle colline di Chiavari per questo appuntamento tradizionale. La messa è stata trasmessa in diretta su Telepace e tutti hanno potuto seguire così la riflessione sul Vangelo del giorno. Quale spunto ci dà il Vangelo di questa domenica per tutti noi per la prossima settimana? Ma oggi è il Vangelo di Gesù che non viene ben accettato a Nazareth, ha dei problemi con gli abitanti di Nazareth che chiedono i miracoli come a Cafarnao e Gesù si arrabbia molto, forse si arrabbia perché lui vuole una fede non scontata, una fede gratuita, una fede non legata alle nostre richieste, ai nostri bisogni, ai miracoli, che poi chiediamo tutti, non facciamo male, però Gesù ci tiene a essere il Salvatore, a essere colui che porta il Padre, a essere l'amico, il fratello, ma anche il Salvatore di tutti. Ci tiene a questo però con gratuità e non solo una salvezza che è legata ai nostri bisogni, al nostro vivere terreno, ma una salvezza che è soprattutto del cuore. Oggi Bacezza festeggia San Biagio, qual è il significato? Sì, infatti abbiamo il colore rosso non perché ci siamo sbagliati, ma poi teniamo le letture della domenica, che San Biagio in qualche chiesa della nostra diocesi, in qualche altra chiesa c'è, è una memoria antica dei primi cristiani. Si pensa che fosse un vescovo vissuto in Armenia intorno al 300 d.C. e sia venerato sia in Oriente che poi in Occidente. Forse la memoria portata dai mercanti, soprattutto veneti e poi lombardi, è legata molto a Milano, San Biagio, e poi è stato portato anche nelle nostre terre, nella nostra Liguria. Per noi come parrocchia insieme a Maria è la testimonianza di una fede che non crede solo quando va tutto bene, ma una fede pronta a dare la vita, anche a soffrire, anche per la fede, a dare tutto per il Signore Gesù. La celebrazione è terminata con 2 gesti legati alla tradizione, la benedizione della gola con la reliquia del santo e la benedizione del grano. Come avete visto, si è conclusa con la benedizione del grano e anche del rituale gesto che viene fatto proprio ricorrendo e ricordando San Biagio. È stata fatta la benedizione, si dice, della gola, tant'è vero che la reliquia ha la forma, diciamo, che fascia un po' la gola. E per l'intercessione di San Biagio, che il Signore liberi, diciamo, le persone fedeli a questo gesto da ogni male, compresa la gola, diciamo, caratteristica di questo gesto. È stato benedetto anche il grano come sinonimo di parola di Dio e anche come sinonimo di fragranza e di abbondanza del grano, e che porti germogli e che porti la parola di Dio nelle case. Tant'è vero che dopo il gesto della benedizione ognuno prende qualche chicco da portarlo in casa e molti lo seminano, perché poi porti il gesto di questo germoglio, che vuol significare di aver portato il germoglio di Dio in casa. C'è una cura speciale nella preparazione della celebrazione, ogni domenica, ma in modo speciale nel giorno della festa. Qual è il vostro impegno qua in parrocchia? Il mio impegno è da sacrista, da ministro della comunione, ho diversi incarichi. Più che altro mi dedico a questa chiesa per tenerla in ordine, per addobbarla quando ci sono le feste, come in questi giorni, preparare la novena e tutto il resto. È un impegno quotidiano? Quotidiano, quasi.
quasi, almeno in questi momenti sì. In questi momenti è proprio festa qua a Bacezza. Festa, allora bisogna prendere tutte le cose belle, metterle fuori, insomma, arredarla come si fa nei giorni di festa. Lei signora? E anche il mio impegno insieme a lei, però io sono la sua allieva. Aiutante. Aiutante. E niente, tutte le domeniche siamo qui. E anche partecipata, abbiamo visto tante persone questa mattina. Sì, molte. Abbiamo sentito non solo le note, la musica, ma anche il canto. Ma tutte le domeniche mattine, quando facciamo la messa qui delle ore 9, cerchiamo di curare anche questo aspetto della liturgia, che non è un di più ma è essenziale, che ci sia il canto durante la celebrazione della messa. Abbiamo la fortuna di avere un bellissimo strumento in questa chiesa, che è un organo a tamburini di metà Novecento, anzi degli anni 30, ed è veramente uno strumento pregevole, uno strumento che suoniamo ogni domenica. E l'assemblea partecipa, forniamo un sussidio per seguire i canti, per cantare ovviamente insieme a me. Io umilmente accompagno l'assemblea, aiuto la gente a cantare e scegliamo canti ogni domenica che possano accompagnare la liturgia secondo quelle che sono le letture del giorno, quindi una scelta dei canti che sia mirata e centrata con le letture del giorno. Ogni domenica alle 9 sei a Bacezza, santuario. Sì, l'alzata alla domenica è abbastanza mattiniera, ma lo facciamo volentieri, è un appuntamento ormai da tanti anni divenuto abituale, e oltre a me ovviamente c'è un'assemblea abbastanza numerosa e abbastanza fedele anche, che la domenica mattina sale qui a Bacezza per salire alla Madonna dell'Olivo, che è sempre nel cuore di tanti, e partecipare e celebrare la messa insieme al parroco. E il 2 di febbraio, il giorno della memoria liturgica della presentazione di Gesù al Tempio, si celebra la giornata per la vita consacrata. In questa occasione a Chiavari si è svolto la tradizionale celebrazione con il rinnovo delle promesse da parte di tutti i consacrati, che si sono radunati nella cappella maggiore del seminario per la tradizionale benedizione delle candele. Dalla cappella del seminario si è poi snodata la breve processione verso la cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, dove il Vescovo ha celebrato l'Eucarestia, al termine della quale sono stati festeggiati 3 anniversari speciali di consacrazione. Vediamo. Quando camminano per le strade del mondo lasciano un'impronta profonda, quella del dono di se stessi per gli altri. Riflette così il Vescovo nella messa in cattedrale, affrontando il tema della vita consacrata, quella di coloro che si sono offerti al Signore attraverso i voti per i fratelli. Non si ritirano in lontananza, sottolinea Monsignor Tanasini, ma vivono in mezzo alle persone e a loro si dedicano. Oggi, ha spiegato, occorre guardare i consacrati perché ci insegnano la fedeltà, la dedizione, l'importanza del pregare e l'esemplarità mariana. Allora nessun distacco tra i consacrati e il popolo di Dio, ma profonda unione, profondo aiuto reciproco, profonda attenzione. Per questo oggi ringraziamo il Signore di averci dato nella Chiesa questo dono. Numerosi i religiosi, le religiose e i consacrati laici che hanno partecipato alla celebrazione odierna. Dopo un primo momento di preghiera nella cappella del seminario si è svolta la processione sino alla cattedrale. Quest'anno sono stati ricordati 3 giubilei, i 60 anni di professione della Giannellina suora Enrica Gatti, i 50 anni della suora somasca Daniela Bonacina e i 25 di suor Maria Cutti Varchei Calidail delle suore di Santa Marta. Che ringraziamento porti nel cuore per questi 25 anni di vita consacrata? È una gioia immensa, perché il tesoro che è nascosto piano piano scopro ogni giorno di più. È la gioia perché nel Vangelo dice comprare quel tesoro, no? È nascosto, però la gioia sempre crescente. Andando avanti sempre la gioia è immensa e vale la pena vivere per Gesù. All'Istituto Santa Marta lei di che cosa si occupa? È guardaroba, un lavoro nascosto, io trovo immensa gioia. Finora lavoravo con i bambini, però adesso è un lavoro
in guardaroba, però sempre pensiero al cielo. Come è nata la sua vocazione? Io sono nata e cresciuta in una famiglia numerosa, ci sono altri fratelli, un fratello sacerdote e anche le sorelle, suore, una famiglia religiosa. Avevo tanto desiderio di servire i poveri, i bambini, anziani. Lei di dove è originaria? Che è India, Kerala. E adesso si sente contenta di questo percorso? È facile? Nasconde anche delle difficoltà? Difficoltà c'è, però sono contenta. Questa salita è sempre gioiosa, faticosa, però sempre vale la pena. Come descriverebbe brevemente questi 50 anni di vita consacrata? Insomma, ripensando adesso non mi sembra giusto che ho ricevuto tante grazie e non sempre ho corrisposto, con generosità, quasi dimenticando me stessa. Essendo coi bambini delle volte non sono sempre stata generosa, anche perché i bambini ti prendono un po' tutto. Allora, a distanza di 50 anni mi accorgo che non sempre sono stata generosa. Sono entrata che avevo 20 anni. Dopo 3 anni di preparazione, nel 69 ho fatto la prima professione e la perpetua l'ho fatta il 4 gennaio del 1973 da Cardinal Siri. Come è nata la sua vocazione? Diciamo, io non sono nata dicendo mi farò suora, mi sono accorta più tardi, verso 14 anni dopo una piccola sofferenza che è mancato il papà, ho iniziato a capire cosa voleva dire la sofferenza e così la mia vita è cambiata. Dopo una sofferenza così in un incidente mi sono trovata così quasi di sorpresa. Allora ho ripensato e dopo 4-5 anni, aiutata da un sacerdote, sono riuscita a decidermi. 19-20 anni sono entrata e adesso posso ringraziare il Signore che nonostante tutto i disagi che si è avuto sono arrivati qua. Come mai proprio le sorelle somasche? Non so, sono cascata dentro senza accorgermi, non sapevo neanche che esistessero. Sapevo che avevo una zia, ma a quei tempi non dicevano la suora vieni a casa, la suora la vedi, non sapevo neanche di avere una zia suora somasca. Mi sono accorta dopo la morte del papà. Nel suo caso, dopo 50 anni, perché dire grazie al Signore? Qual è stato l'aspetto più bello di questo percorso? Perché mi accorgo adesso che non sempre sono stata generosa, non sempre... e lo ringrazio perché è stato Lui ad aiutarmi ad andare avanti, nonostante tutto quello che si può avere nella vita, che del resto forse ne hanno di più le persone secolari, le persone che avviciniamo, che hanno i bambini, che hanno difficoltà. Mi accorgo adesso e ringrazio il Signore. Io non pensavo di farmi suora, è stato Lui a chiamarmi. All'inizio del mese di febbraio si celebra tradizionalmente la Giornata per la Vita, organizzata in tutta Italia dal Movimento per la Vita e dai centri di aiuto alla vita. Quest'anno si è scelto di organizzare questo appuntamento nella chiesa parrocchiale di San Marziano a Carasco. È stato un momento di preghiera, di canto, di riflessione, ma anche di festa, perché c'erano tanti bambini ad allietare con il loro pianto questo momento, che si è concluso, come tradizione, con la benedizione delle mamme. Ma è stata l'occasione anche per raccontare l'attività culturale svolta dal Movimento per la Vita e quella assistenziale che viene portata avanti più nello specifico dai centri di aiuto alla vita che nel nostro territorio sono a Chiavari e a Rapallo, con le 2 sedi staccate di Sestri Levante e Santa Margherita Ligure. Sentiamo. La vita è gioia e la sua bellezza va testimoniata, come hanno fatto i neonati che con il loro pianto hanno offerto la colonna sonora ideale alla veglia per la vita celebrata nella parrocchia di San Marziano a Carasco. Dopo il canto, la riflessione e la preghiera, il momento più commovente è stato quello della benedizione delle neomamme e delle mamme in attesa. Il popolo per la vita è futuro, è questo il messaggio ed è questo il messaggio che noi vogliamo dare a tutto il popolo della vita, di impegnarsi a crescere
ad aumentare la popolazione e quindi a fare tanti bambini, e speriamo che ogni anno ci siano sempre più bambini alla veglia. E quest'anno è stato bellissimo sentire il pianto dei neonati, le mamme che allattavano. È stato un momento molto intenso, soprattutto l'omelia del Vescovo che ci ha come sempre tracciato e indicato il cammino per noi che siamo volontari impegnati alla vita e che ci impegniamo a salvare la vita, perché tante mamme anche che sono state qui stasera sono state salvate e hanno dato alla luce dei bambini meravigliosi. Questo frutto della vita, che è il dono della vita, è la cosa più importante, perché la vita, come dice anche Monsignor Tanasini, è un dono. La vita è dono e come tale non è nella nostra disponibilità. Lo ha ricordato il Vescovo Alberto Tanasini nella riflessione proposta al termine del momento di preghiera. Impegniamoci a dare questa testimonianza della bellezza della vita, ad aiutare chi è in difficoltà. Impegniamoci ad essere dolci, teneri con tutti. Non possiamo affermare il valore della vita con uno stile di aspro combattimento contro. Dobbiamo essere propositivi, capaci di incontrare, di parlare, di dialogare. L'accoglienza è lo stile dell'opera dei centri di aiuto alla vita, che a Chiavari e Rapallo e nelle due sedi staccate di Sestri Levante e Santa Margherita Ligure distribuiscono vestiti e oggetti per la prima infanzia alle mamme in difficoltà, ma propongono anche l'aiuto economico con il progetto Gemma. I centri di aiuto alla vita vanno avanti soprattutto perché ci sono i volontari, soprattutto volontarie. Volontarie, la maggior parte anziane, signore che invece avremo bisogno anche di signore giovani, di gente che abbia tanta voglia di fare, perché è una cosa che serve e cerchiamo di farlo servire sempre di più. Cosa fanno le volontarie? Normalmente riceviamo, parliamo con queste persone che hanno bisogno e cerchiamo di aiutarle con pannolini, latte, vestitini e tutte cose che tra l'altro tutta la gente potrebbe portarci, come appunto vestitini, lettini, passeggini, giocattoli. Distribuiamo queste cose che non sono di un aiuto formidabile, però qualcosa fanno, un piccolo segno, insomma. Allora, se abbiamo capito, le volontarie fanno accoglienza, incontrano, abbracciano le persone, nel senso che chi viene e ha bisogno facilmente si trova solo, in difficoltà anche nel contesto a volte familiare, e il segno dell'accoglienza è un aiuto concreto di cose che servono poi per la vita. Ci parli un attimo di Progetto Gemma? Allora, il progetto Gemma è una cosa che possono partecipare tutti i cittadini, tutte le persone di buona volontà che hanno voglia di donare anche solo 10 euro, perché consiste in questo. Alle mamme veramente che hanno grosse difficoltà diamo un 160 euro al mese per 18 mesi, cioè i 6 mesi di gravidanza e l'anno di vita del bimbo. In questo modo 160 euro al mese non sono tantissime, però per molte ragazze, per molte giovani e per molte famiglie che hanno già dei bambini sono un aiuto, e chiunque voglia aiutarci a fare il progetto Gemma può farlo contattandoci e noi saremo molto lieti di poter avere questo aiuto. Sta
proseguendo nella nostra diocesi il cammino di formazione dei catechisti, che è iniziato con l'incontro con Don Giuliano Zanchi, teologo incentrato sulla bellezza del raccontare Gesù, e prosegue con 2 laboratori. Il prossimo sarà il 22 di febbraio e si terrà a Rapallo nei locali della Casa della Gioventù. Sarà un laboratorio dedicato soprattutto ai catechisti giovani. L'appuntamento è alle 19:30 per la condivisione della cena e successivamente ci sarà il momento di lavoro. Ma ora ascoltiamo insieme l'intervista che Don Luca Sardella ha realizzato con Don Giuliano Zanchi. Dai segni delle parole al segno della vita. La catechesi oggi quali conversioni deve affrontare? Ma io lo dico sempre con questa espressione, che la vita cristiana, se non è anzitutto vita, non è nemmeno cristiana, e quindi non è capace nemmeno, come dire, di rendere eloquenti anche i contenuti attorno a cui è costruita e che la catechesi cerca di esprimere. Quindi la fecondità del lavoro catechistico cresce nella misura in cui una comunità è veramente capace di dare forma a dei legami veramente cristiani, cioè anzitutto mostrare il cristianesimo come forma della vita, attraverso la fatica di uomini e donne che liberamente e per amore danno alla loro vita e non al loro tempo libero la forma del Vangelo. Di fronte alla fatica dei catechisti a declinare la narrazione di Gesù nel contesto culturale contemporaneo, quale fascino l'intera comunità cristiana è chiamata ad esercitare? Beh, io penso quella di essere come Gesù, cioè il cristianesimo è questo nella sua testimonianza radicale, cioè il fatto che l'unico modo attraverso cui anche l'uomo di oggi può ancora vedere Gesù è attraverso il segno della sua comunità. E quindi che la comunità cristiana sia, come dire, riflesso visibile, eloquente, vero, autentico di quelli che sono i sentimenti, lo stile, le forme, il modo di vivere che è stato di Gesù. Solo questo deve fare. Il rapporto tra il catechista e lo studio, da riscoprire? Beh, assolutamente. Studio o approfondimento, o comunque la capacità di narrare in modo nuovo e più comprensibile alla ragionevolezza dell'uomo di oggi, come dire, il tesoro del deposito cristiano. Però qui ci vuole veramente non la ripetitività delle formule che si trascinano per inerzia, ma veramente anche la generosità appunto dello studio che si applica ad approfondire il nuovo modo con cui si può leggere la scrittura e intendere i temi cristiani. Prima di chiudere vi ricordo alcuni appuntamenti, in particolare la giornata del malato che si celebra quest'anno nella nostra diocesi domenica 10 febbraio. Nei giorni scorsi il vescovo Alberto Tanasini ha incontrato gli operatori della sanità. Domenica ci sarà la Santa Messa che sarà dedicata a tutte le persone ammalate e sofferenti. L'appuntamento è alle 15:30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta TV su Telepace. Ricordiamo anche il cammino del mese della pace che viene portato avanti in queste settimane dall'Azione Cattolica Diocesana. C'è stato un momento di formazione con l'incontro con Stefano Pasta, c'è stata la festa per la pace, il seminario per tutti i ragazzi. Questo tempo di riflessione si concluderà con la veglia di preghiera sabato sera alle 21 nella Basilica dei Fieschi a San Salvatore di Cogorno. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa, il nostro viaggio alla scoperta della vita della diocesi di Chiavari. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.